Care amiche, cari amici della 4x4, cari amici anche che ci state seguendo sulla Tenda TV in diretta da Serravalle in questo momento, ci apprestiamo a raccontarvi un bel pomeriggio di sport e solidarietà. 4 atleti per 4 ore, la staffetta benefica organizzata dalla Scuola di Maratona di Vittorio Veneto che vi terrà e ci terrà compagnia per tutto questo pomeriggio. Andiamo subito con le immagini degli atleti che si stanno approssimando alla linea di partenza, perché sta per partire il giro di ricognizione, il giro di prova, al quale seguirà poi la partenza vera e propria della 4x4. Un evento benefico, come vi dicevo, un evento che tra poco vi daremo i numeri, vede la partecipazione di tanti amici della scuola di maratona, tanti atleti, ma anche tanti simpatizzanti che hanno deciso questo pomeriggio di essere qui a Serravalle. Continuiamo pure con le immagini, perché mi dicono che siamo pronti per partire con il giro di prova, il giro di ricognizione. Quindi 5, 4, 3, 2, 1, via al giro di prova di questa 4x4. Ecco quindi un saluto, anche se ci ritroveremo tra pochissimo qui in via Martiri, della Libertà, davanti al Teatro da Ponte, e appunto saremo qui per raccontarvi queste 4 ore. Io non sono da solo, anzi abbiamo anche un inviato che ci terrà compagnia con tante interviste nel corso di questo pomeriggio. Tra un po' lo vedrete anche. Io prego la regia di andare però sulle immagini che ci arrivano esattamente da Piazza Flaminio, perché grazie ai nostri potenti mezzi abbiamo la possibilità di vedere il lungo serpentone che sta percorrendo Piazza Flaminio. Vi racconto quello che sarà il percorso, appunto la partenza qui in Piazza Minucci e poi via Martiri della Libertà, Piazza Flaminio, via dei Battuti, la passerella lungo il Meschio, quindi Meschietti, e ancora Piazza Foro Boario e poi di nuovo per un pezzettino via Martiri. Passeranno sotto alla Torre dell'Orologio per poi salire in via Piai. A seguire scenderanno in via Roma, passeranno davanti al Museo del Cenedese, ancora un tratto di via Martiri e poi faranno ritorno qui in Piazza Minucci. Ecco, mentre vedete gli ultimi che stanno per appunto percorrere Piazza Flaminio, io chiedo al nostro inviato di posizionarsi lì in mezzo, così spieghiamo anche ai nostri telespettatori che cosa andremo a quali saranno le immagini che andremo a proporvi in questa giornata, perché avremo la possibilità di vedere da diverse angolazioni la fase del cambio che avrà luogo proprio qui in Piazza Minucci, e quindi direi che potremmo forse collegarci con il nostro inviato d'eccezione, che è Alessandro Toffoli. Lo vedo stagliarsi in lontananza, quindi quando la regia è pronta, sperando che abbia aperto il suo microfono, andiamo subito a collegarci con lui. Alessandro, ci sei? Sì, dovrei esserci. Buongiorno anche da parte mia, buon pomeriggio. Sì, sono inviato a 3 metri da te. Mi sì, non sottolineare questa cosa. Mi piace questa definizione. Io sono nel punto dove ci sarà il giro di boa. Come sappiamo, questa è una staffetta, quindi gli staffettisti si dovranno passare il testimone, che è il chip che misura la distanza e il tempo, e in questa curva, che non so se si riuscirà a interpretare nelle immagini essendo io basso sotto le transenne, ci sarà appunto il giro di boa col cambio dei chip, diciamo, del testimone. Mentre perché è possibile, non so se abbiamo già spiegato il regolamento, ma ci sarà la possibilità di cambiare anche ogni giro lo staffettista, oppure uno staffettista può percorrere più giri.
quindi ci sarà un diverso percorso qui nella zona in cui mi trovo in base al fatto se ci sarà il cambio di testimone oppure se l'atleta prosegue la sua corsa. Spero di essere stato chiaro come inviato. Molto molto chiaro. Ovviamente tu ti occuperai delle parti più sportive, più agonistiche. Qui siamo tutti sportivi. Siamo tutti sportivi e siamo tutti qui per fare della beneficenza. Poi tra pochissimo andremo a ricordare, anzi direi lo facciamo subito e lo faremo tante volte nel corso di questo nostro appuntamento del 14 settembre. Ricordiamo che così come nelle scorse edizioni della 4x4 il ricavato della manifestazione andrà alla casa Mater Dei e all'associazione La Porta Onlus, ma la novità di quest'anno è che parte del ricavato andrà anche al centro antiviolenza di Vittorio Veneto, quindi anche la staffetta 4x4 sostiene la lotta contro la violenza sulle donne e sui minori. Questo lo ripeteremo allo sfinimento in questo pomeriggio e dopo andremo a darvi anche delle note tecniche sia per quelli che sono i partecipanti sia anche per chi è venuto qui per godersi questa bella giornata. Continuiamo anche ad andare con le immagini che sono più belle sia del sottoscritto sia del nostro inviato, perché abbiamo questo scorcio di Piazza Flaminio che ci terrà compagnia nel corso di questo pomeriggio, così come rimbalzando abbiamo anche Via Martiri che appunto ospita questa edizione. Lo ricordo, le scorse edizioni si sono tenute in centro a Vittorio Veneto. Una delle novità di questa edizione 2019 è appunto lo spostamento a Serravalle, lo spostamento anche dalla domenica mattina al sabato pomeriggio. Federico, sì. Ti interrompo subito perché come vedi ho bloccato un'autorità. L'autorità è il presidente della scuola di maratona, organizzatore dell'evento, che ha appena fatto il giro. Allora tutto a posto sul circuito? Sì, abbiamo fatto il giro, tutto perfetto. L'organizzazione come sempre. Devi dirlo perché sei l'organizzatore. Va bene, dai. No, ringrazio veramente tutti i presenti perché ogni anno siete qua a dare il vostro contributo, quindi grazie ancora a tutti. Abbiamo scelto una location diversa e spero che questa sia affascinante come gente. Buona avventura e divertitevi e donate, grazie. Grazie a te, vai Fede. Allora, fermo qua. Allora, facciamo tutto in diretta. Vieni qui. Passiamo da una delle autorità che abbiamo appena sentito a un'altra autorità, Vittorio Buriola, sempre di Scuola di Maratona. Allora, tra pochissimo vedremo la partenza dei primi staffettisti, quindi i primi staffettisti possono già prepararsi. E chi avremo sulla linea di partenza proprio all'inizio? Vieni qui vicino a me. Allora, oggi abbiamo il piacere e l'onore di avere che corre con il CRT Ivan Kudin, che è stato 3 volte campione della Sparta Atene e quindi un grande personaggio di gran cuore e di grande disponibilità. Molto bene, grazie, ci risentiamo tra poco. Continuiamo a vedere le immagini degli atleti che stanno facendo il loro ritorno appunto in Piazza Minucci, Via Martiri. Tra pochissimo andremo a raccontarvi le fasi della partenza. Sono le 15:53 in questo momento, quindi alle 16 spaccate andremo a dare il via alla staffetta 4 atleti per 4 ore. Se dici solidarietà, io ci sono, noi ci siamo, e la partecipazione anche quest'anno è molto numerosa. Continuiamo ad andare con le immagini. E adesso, siccome noi appunto i nostri telespettatori ci stanno seguendo da casa, ma qui siamo in diffusione anche sulla piazza, e questa è anche una novità di quest'anno, ci sono delle comunicazioni tecniche da dare agli staffettisti, soprattutto per quello che riguarda il cambio. Allora, come avete visto, il cambio avviene nella zona di fronte a Piazza Minucci, dove c'è la bandiera issata con i palloncini e lo striscione di Scuola di Maratona. Gli staffettisti che continuano, quindi quelli che continuano a correre senza cambio,
percorrono la boa e continuano verso nord. Per il cambio invece si entra a destra, ok? Dove ci sarà lo staffettista successivo a cui dovrà essere dato il chip, il quale poi partirà, girerà intorno alla boa e percorrerà il tratto di percorso di sua competenza. Ecco, molto bene, speriamo che loro abbiano capito. Io ripeterei. Sì, adesso aspettiamo un paio di minuti perché vediamo che la zona del 5 minuti, ci dicono 5 minuti alla partenza, la zona del cambio sta iniziando ad affollarsi e quindi ci apprestiamo a seguire le fasi appunto della partenza. Poi ci sarà modo, ovviamente anche in compagnia di Alessandro, che possono già venire. Allora, i primi staffettisti possono avvicinarsi alla linea di partenza. I primi staffettisti possono avvicinarsi. La linea di partenza è nei pressi dell'arco. Tanto la nostra regia televisiva continua a proporci alcune belle immagini di Serravalle, perché la cornice, i palazzi storici di Serravalle faranno appunto, ci accompagneranno nel corso di questo pomeriggio, ma intanto i primi staffettisti, 4 minuti alla partenza, intanto mi dicono, iniziamo a prepararci con le immagini sulla partenza e quindi i primi staffettisti si stanno preparando. Intanto ti faccio notare, Federico, che darà il via il vice sindaco che dopo svestirà i panni è dell'autorità. in conflitto di interessi e correrà, però io farei un invito, un giro almeno a farlo con la fascia, non sarebbe vediamo, si rovina la fascia. Uno solo. Dopo vediamo, ecco. La nostra regia ha prontamente inquadrato lo starter che è pronto a dare il via. Pochi minuti 3 minuti alla partenza, vedremo appunto partire i primi staffettisti e poi ce la racconteremo per ben 4 ore, quindi ci sarà modo di parlare di questa manifestazione fino allo sfinimento. Fino allo sfinimento. Avremo modo di raccontarvi tante belle cose, ma intanto in questa prima fase vogliamo concentrarci sulla partenza. Questi saranno i primi a partire. Ogni squadra è composta da 4 o 6 componenti e quindi comunque faranno i loro bei giri, insomma, ecco. Alessandro. Facendo un conto matematico, se corrono un'oretta a testa ne hanno da fare. Ecco. Hai detto, penso che sono circa un centinaio di staffette, quindi anche questo primo giro non sarà facile, soprattutto 2 minuti alla partenza, mi dicono. Non sarà facile il cambio se arriveranno ammassati. Comunque ricordiamo che il fine è benefico, non è strettamente agonistico, quindi auspichiamo che non ci sia l'assalto al momento del cambio. Certamente. Manca 1 minuto e mezzo. Il vice sindaco dovrebbe essere già in postazione. Con tanto di bandiera, ecco, mi chiedono dall'organizzazione. Nel momento in cui cambia l'atleta, ovviamente nel momento in cui c'è il cambio, dovete passarvi il chip, altrimenti il sistema non funziona. Poi avremo, ovviamente lo ricordiamo, non è una corsa competitiva, ma allo scoccare di ogni ora vi daremo quelli che sono i tempi dei vari gruppi. Meno di 1 minuto alla partenza e allora si stanno scaldando. Momenti, adesso definirli concitati magari è un po' eccessivo, però insomma
i vari atleti si stanno preparando, vedo tanti volti noti del vittoriese che poi prontamente andremo ad intervistare quando arriveranno qui strisciando. Prima che striscino. Prima che striscino. Attenzione perché mancano 20 secondi alla partenza. Il vice sindaco è pronto a dare il via e poi seguiremo appunto la fase, il serpentone partirà. Attenzione, siete tutti pronti? 5, 4, 3, 2, 1, via, parte! 4x4, 4 atleti per 4 ore, la staffetta di solidarietà organizzata dalla scuola di maratona di Vittorio Veneto. Un in bocca al lupo a tutti i partecipanti e quindi andremo a vivere insieme questo pomeriggio. Alessandro. Allora Federico, abbiamo 4 ore davanti, vediamo un po' cosa possiamo raccontare. La prima cosa che mi viene a raccontare è che non ho visto tutti quanti col chip ben visibile, spero che non l'abbiano nascosto. Perché poi quando è il momento del cambio diventa un problema. La cosa che mi incuriosisce è vedere se tutti non si fermeranno al primo giro ma punteranno subito a moltiplicare i propri giri. Ricordiamo che il regolamento prevede che gli atleti facciano uno o più giri a loro discrezione e quando decidono di cambiare passano il chip, che è il testimone, al proprio compagno. Le squadre sono composte, l'abbiamo detto, da 4 a 6 atleti, quindi mediamente un 40-50 minuti, un'ora ciascuno dovrà correre. Ecco, dicevo prima che la cornice di quest'anno, senza dubbio, dal punto di vista così anche delle immagini, è molto particolare perché abbiamo i palazzi storici di Serravalle che ci tengono compagnia e quindi ci accompagneranno nel corso di questo pomeriggio. Ecco la bellezza anche del racconto televisivo per chi ci sta guardando da casa e anche per coloro i quali ci stanno seguendo in diretta Facebook, è quello che abbiamo, grazie ai nostri potenti mezzi e grazie anche ai tecnici della Tenda TV, che inizio subito col ringraziare, abbiamo un occhio puntato direttamente da Piazza Flaminio, quindi un po' più distante dalla zona qui del cambio e dalla zona che ha ospitato la partenza pochi istanti fa, e quindi abbiamo la possibilità di vedere con lo sfondo del Museo del Cenedese, appunto dei palazzi che si affacciano su Piazza Flaminio, abbiamo la possibilità di vedere gli atleti transitare in quel luogo e cercheremo di giocare anche con la doppia immagine, alternando quella che è il segnale che vi giunge appunto qui dalla zona del cambio con la nostra postazione staccata in esterna. Avremo modo di appunto raccontare le realtà benefiche a cui va il ricavato della manifestazione. Dica. Mi sembri già in debito di ossigeno, No, ci mancherebbe. No, vedevo il cronometro, siamo già sui 2 minuti e 58, adesso scoccano i 3 minuti. Sarà curioso vedere se il ritmo si alzerà o si abbasserà nel corso del pomeriggio. Di sicuro non sarà facile capirlo perché il primo giro è facile col cronometro, poi diventerà un po' un problema. Come hai detto tu, dopo la prima ora faremo una prima classifica parziale, tornando a ripetere comunque che lo scopo non è agonistico ma è di beneficenza, quindi non si tratta di fare il volatone, però è chiaro che chi corre, non ho mai visto un atleta che non corre per arrivare uno, come Otello Salvador, che adesso si è messo la camicia e fa finta di fare il manager, ma vorrebbe essere anche lui in corsa. Ecco, intanto vediamo i primi che arrivano qui in via Martiri e si apprestano ad arrivare nella boa, appunto. Sentiamo i chip che iniziano a così dare il loro effetto sonoro e quindi da ora in avanti seguiremo questi atleti, questi simpatizzanti. Lo dicevamo anche prima, alcuni sono dei veri e propri atleti, altri sono magari coloro che corrono così per divertimento la domenica.
però l'importante quest'oggi era esserci soprattutto per la beneficenza. Ecco che si vede decisamente che la stragrande maggioranza degli atleti non si ferma dopo il primo giro, sono davvero pochi quelli che per questo primo giro si sono fermati, gli altri continuano imperterriti. Non so se è una scelta o una necessità, anche perché il cambio comunque è un momento delicato, con 100 staffette non è facile neanche trovare il proprio compagno di squadra. Ecco, allora, siccome le immagini si susseguiranno in questo modo per diverse ore, direi facciamo un po' una pausa nella nostra cronaca, lasciamo spazio ad un po' di musica e poi ci riorganizziamo perché appunto insieme anche all'ausilio di Alessandro andremo a raccontarvi nel dettaglio le 3 realtà che vanno a beneficiare del ricavato e andremo anche a elencare i vari componenti magari delle squadre. Ricordiamo già gli sponsor. Allora, gli sponsor di questa edizione sono Tecnosistemi Group, Continuano intanto Dersut, scusa Alessandro, Dersut Caffè, Banca Prealpi, San Biagio, Eliografia Lezier, Raviolo d'Oro, Diber Distribuzione Bevande, Mio Mio Run e Elettra. Continuano intanto i passaggi, come vedete molti atleti coraggiosi non si fermano dopo il primo giro. Vedete che anche il passo è diverso, c'è chi spinge, c'è chi va sul lungo, quindi rallenta un po' il ritmo, ce ne sarà davvero per tutti i gusti quest'oggi. Ricordiamo che le staffette sono oltre 100, alcune di queste hanno anche uno sponsor, complimenti a loro e complimenti agli sponsor. Vedete che lo spirito è quello giusto, gente che avversari, tra virgolette, che si battono il 5 mentre passano in via Martiri, incrociandosi prima e dopo la boa. Ricordiamo ancora il percorso dalla partenza qui di piazza Minucci sale verso piazza Flaminio, si gira a destra, si percorre la piazza, si gira ancora a destra lungo i Meschietti, si scende fino all'altezza dell'ospedale vecchio, si gira ancora a destra e si sale per via Piai. Questo è il punto sicuramente più ostico con questa salita e anche con l'acciottolato, anche se ci sono dei tratti più lisci, per poi ridiscendere all'altezza del Museo del Cenedese e poi appunto tornare alla partenza. La lunghezza è di circa 1 chilometro. Ecco, è ancora presto per dirlo, ma insomma a noi ci interessano anche queste cose. Alla fine ci sarà il pasta party in piazza Minucci. Parlare di pasta asciutta alle 4 del pomeriggio è un po' prematuro, però insomma ci sarà modo di riposarsi adeguatamente rimanendo qui in compagnia.
Allora abbiamo beccato qui dopo il primo giro percorso Sor Carmelita Follador, è la rappresentante della Mater Dei, che è una degli enti che, come abbiamo già detto e continueremo a dire, sono i destinatari della beneficenza di tutti voi che avete aderito a questa iniziativa. Ha fatto il primo giro. Allora, Sor Carmelita, intanto dal punto di vista, tra virgolette, sportivo, come ha visto questo giro? Molto bello e molto interessante, degli scorci mai visti e perciò ho gustato veramente il percorso. Finita la parentesi sportiva, parliamo di questo bel gesto di tutti questi uomini, donne, bambini, ragazzi, ce ne davvero di tutte le età, che passano un sabato pomeriggio per fare del bene agli altri. Veramente un grazie di cuore ai grandi, ai piccoli, agli organizzatori, a coloro che si sono prestati e che da ore sono qui a preparare perché possa andare alla meglio questo momento così bello. Un grazie di cuore a tutti e a tutti i partecipanti, perché è un'esperienza questa che veramente riempie il cuore e che rallegra il vedere tanta solidarietà. Esatto, anche perché, come si diceva prima, è una solidarietà dichiarata, cioè non è una cosa secondaria, questa è una gara nata per la solidarietà. È anche un bel evento che porta in piazza, sulle strade, tanta gente, che fa aggregazione, che di questi tempi non è scontata. Assolutamente no, e sono gli eventi diciamo più belli, proprio perché si vedono bambini, ragazzi, adulti, persone di tutte le età, e questo crea veramente la città è questa, e diciamo che questo riempie il cuore di forza anche per noi che operiamo in queste strutture, in queste opere, e ci fa sentire parte di una città che è viva davvero. Grazie a lei, grazie per quello che fate alla Mater Dei, in bocca al lupo. E ultima domanda, farà un altro giro? Vedremo. Comunque l'aspettiamo qui anche dopo. Grazie a Sor Carmelita e proseguiamo con i giri. In
Just do what you want to. Please don't be polite, cause I like your attitude. Let's forget about a curfew, cause all that is stuck in my head. It's me and you. Pulse speed and my heart is racing, but I'm not sure I wanna place it, cause it only does this with you. Our bodies meet, I can feel the tension. Move us into the next dimension. Let's just let our bodies be true. We make out for the thrill of it. Mess around for the thrill of it. Don't stop now, never let this end. For the thrill of it, we can have with no regret. We make out for the thrill of it. Mess around for the thrill of it. Don't stop now, never let this end. For the thrill of it, we can have with no regret. Allora abbiamo qui Ivan Cao, lo riabbiamo. Allora intanto ti vedo col numero ma non sei sudato, hai corso? Mi sto ancora scaldando, dai. Sì, guarda che va bene che abbiamo 4 ore, ma insomma. Mi dicevi che c'è il dato ufficiale degli iscritti. Sì, abbiamo raggiunto 106 squadre, abbiamo superato i 500 atleti partecipanti, quindi siamo più che soddisfatti. Ascolta, tu quanti giri farai? Ma intanto giro un'oretta, dopo vediamo. No, sì, più preciso, perché un uomo della corsa come te non può dire un'oretta. 60 minuti si dice, e per numero quanti giri? 60 minuti, puntiamo 10 giri. Solo? Sì, dai, facciamo bastare. No, te li conto mentre passi. Ascolta, a parte le battute, mi pare un percorso che dai commenti che ho raccolto è gradito, anche se un po' ostico. Sì, è un percorso da prendere con calma, c'è uno strappetto unico, però lo strappetto è bello impegnativo, quindi... Per te no. Ma anche per me, dai, diciamo anche chi è abituato a fare dislivelli comunque è molto allenante, questo sicuramente. Ascolta, la discesa è ostica oppure si fa tranquilla, perché il fondo com'è? Sì, il fondo è perfetto, abbiamo una giornata ottima perché è asciutto, quindi anche sul ciotolato non ci sono assolutamente problemi. Dislivello, metri? È 50 metri a giro, se non sbaglio. 50 metri, beh insomma pensavo bene, comunque bene. Allora a che ora parti, che vengo a vederti partire? Io parto alla seconda ora, quindi fra mezz'oretta. Va bene, allora dopo, grazie a Ivan Cao. Abbiamo sentito quindi 107 gli equipaggi, sì scusate, 106 le staffette iscritte a questa quarta edizione della Le squadre, bravo. ci sono ancora, ci sono... Bene. Tra un po' torno. Bene, intanto come vedete chi ci segue, gli arrivi si sono allungati, chiaramente andando avanti col tempo le squadre seguono il proprio ritmo. Avrete visto, c'è gente che cammina, c'è gente che sprinta, c'è gente che guarda il proprio orologio, quindi vuole tenere un'andatura regolare. Ce n'è davvero per tutti i gusti, però tutti diversi nel correre, tutti uniti nello scopo. Qui si fa solidarietà.
Abbiamo sentito prima Suor Carmelita come rappresentante della Mater Dei, abbiamo un altro degli enti che appunto saranno destinatari della nostra e vostra solidarietà, Giusy Darè per la porta. Allora Giusy, intanto grazie di aver atteso perché devi partire. Parto, sì, parto anch'io. Hai già in mente quanti giri fare? Mezzo, credo mezzo. No, mezzo non si può. Ok, intanto comunque grazie e una parola come abbiamo detto con Suor Carmelita anche di ringraziamento, penso, per l'impegno di tutte queste persone che organizzano e tutte queste persone che vengono qui a correre per solidarietà. Indubbiamente un ringraziamento alla scuola di Maratona, perché dunque per il 4º anno, se non erro, ha organizzato questa staffetta di solidarietà e quindi dimostra una sensibilità non indifferente. Un ringraziamento chiaramente a tutti gli sponsor che hanno partecipato, a tutti gli staffettisti che corrono, che hanno deciso in una giornata così bella comunque di fare un'attività del genere con questo scopo così solidaristico, all'amministrazione comunale, perché comunque un po' di disagio si crea. Non è così semplice organizzare il dietro le quinte, magari non lo si conosce, ma... Esatto, non si vede, ma c'è. Il bello secondo me è anche il fatto che questa gente sa che fa solidarietà, non è solo che corre a una delle tante corse. Esattamente, perché anche gli altri anni in cui non siamo stati così graziati dal tempo c'era lo stesso tantissima gente e quindi significa che la gente proprio corre per questa finalità. Sì. Questo è un bene, è una cosa veramente straordinaria di questa manifestazione. Ultima cosa, io penso che correre sia quasi, fammi fare il poetico, sia quasi più facile, più leggero quando lo scopo è questo. Certo, allora... C'è chi fa fatica, chi ne fa meno. Esatto, c'è magari, ma in effetti il fatto di poter poi anche camminare, alleggerire il ritmo, dà la possibilità a chiunque di farlo. È bello comunque vedere quanta gente veramente risponde a questo tipo di iniziative, sì. Perfetto, grazie allora Giusy. Grazie a voi, allora parto. Parti, buona corsa, grazie anche alla porta ovviamente per quello che fate per i vostri ragazzi. E nel frattempo mi raggiunge, qui si va in diretta, giusto Mirko Andretta, regista, grandissimo, ecco, come sono guadagnato il primo piano così. Allora, Ivan, abbiamo chiamiamole classifiche, insomma, provvisorie dopo la prima mezz'ora, più o meno. Ecco, allora risulta, qui è facile, la prima classificata in parziale dopo la prima mezz'ora è Vittoria Atletica, che sono i ragazzi che compongono appunto la squadra di atletica vittoriese, conoscono bene le strade, ma soprattutto sono ragazzi allenati. La seconda, il CRT Cimavilla Running Team, e dopo abbiamo come terza la Porta Onlus Armede. quindi anche la Porta, oltre a essere destinatario, è anche una squadra che si sta comportando molto bene. Vado velocemente con le altre. Anche la Banca Prealpi al 4º posto, la Proloco Revine, e dopo 6 come noi, Vittoria Atletica la seconda squadra al 7º posto. Non vedo la scuola in maratona, Presidente. Ma siamo tutti inseriti nelle varie squadre, quindi avete evitato di rischiare. Assolutamente non abbiamo voluto, mettere il nostro nome, quindi abbiamo voluto fare proprio qualcosa di misto. Ok, dopo voglio anche i nomi dei componenti delle squadre se riusciamo. Se riusciamo a leggere, qui serve l'occhio buono, non ce la faccio neanche se mi impegno. Bene, grazie Ivan. Allora, questa la tengo io così dopo magari me le ricordo. Se mi dici dopo qualche nome te lo passo. Dai. Allora, dimmi il pettorale 84, tu che hai la vista buona. Allora, il pettorale 84, appunto abbiamo Vittoria Atletica 2, dove c'è Oliana Leonardo, Oliana Marco, Mognol Samuele. Serve un grande occhio e dito lungo. E dopo Gandin Christian. Bene, 2 fratelli mi sembra, Oliana e Gardin. Esatto. E un altro. Chi è l'altro? Oliana Marco mi hai detto e Oliana. Una Oliana e un'Uliana. Ok, comunque ricapitolando, Vittoria Atletica è la squadra 1 col pettorale 84 in testa dopo la prima mezz'ora. Il Cimavilla Running Team, la prima squadra col 52, e al terzo posto provvisorio la Porta Onlus Armede della squadra numero 2. Hanno percorso 7 giri.
queste prime 3, poi ci sono fino alla 20ª che hanno percorso 6 giri, poi a seguire tutte le altre. Grazie Ivan, ti chiediamo anche poi, prima che tu parta, di farci un altro aggiornamento. Facciamo una pausa di 1 minuto, mi dicono dalla regia. Allora, a proposito di... Dove sei? Sono qua dietro.
Sono qua dietro, eccomi qua. Mi ti senti nascondi? adesso? Perché ti Mi nascondi? nascondo. Allora, sono qui con Deborah Denardi, mi dice Otello che avete iscritto 9 squadre di mamme di scorsa, è vero? Sì, 6 mamme di corsa e 3 bodyguard. Sono i nostri bodyguard delle mamme di corsa. Ah, ok. E tu hai già corso? No. Ma corri. Corro, sì. Ma Obiettivo noi quanti giri? vorremmo vederle No, però le mamme di corsa. Adesso veniamo. Sì, ma venite No, qua davanti. Il mio obiettivo è continuare a correre, poi non ho Senza limiti. senza limiti. Vado. Quindi scusa, in totale quanti? Cioè, le squadre le abbiamo dette, ma in quante siete qui oggi? 9 per 4, proprio squadra. saremo una quarantina. Ah, complimenti. Ricordiamo in 2 parole quello che fate. Noi ci troviamo il martedì e il giovedì alle 18 al Marco Polo e corriamo insieme un'ora, chi corre, chi cammina, chi corre e cammina. È necessario essere mamme? No, non è necessario, infatti è mamme di corsa e non solo, tra parentesi, perché ci sono le mamme, ci sono le non mamme, le zie, ci sono i mariti, i fidanzati, e è un gruppo estremamente aperto. Perfetto, grazie Deborah e ci vediamo dopo. In bocca al lupo. Sweaty palms ain't making it much better. Something about you feels so special. Pretty up from the minute that I met you. Però portali qua, di lancio. Smoking outside, trying to get your attention. You make me nervous. In the corner of my best friend's sofa, you were getting buzzed on rum and cola. Wasn't brave enough yet just to talk to you. Not a smooth talker. Allora, questi sono presidenti che corrono. Enrico Maset, presidente della Confartigianato, squadra numero 100. Ho apprezzato molto che sei stato il primo staffettista. Hai visto che sono partito per primo? Ma quanti giri hai fatto, Enrico? 4 giri. Beh, insomma, non male, però tu sei allenato, io ti vedo che ti alleni la sera. Dai, un pochino mi alleno, sì. Un po' alla volta, sai. E il percorso com'è? No, il percorso è bellissimo, stupendo, uno scenario eccezionale, d'altronde siamo a Serravalle, quindi tanta gente, un'organizzazione perfetta. Tante solidarietà e soprattutto quando si corre anche per dar a qualcuno la possibilità di migliorare la propria situazione. Grazie Enrico. Ascolta, sei partito, eri in gruppo assieme a Michele Paludetti, lo hai lasciato dietro o è andato via? No, lui corre di più ovviamente. Però qua non è arrivato ancora. No, dai, è passato prima, adesso sta aspettando il prossimo giro. Adesso vediamo. Grazie Enrico, complimenti, grazie. Complimenti a voi. Grazie a Enrico Maset, presidente, come dicevo, di Confartigianato, che ha fatto la sua squadra e sta continuando la sua performance. E intanto, Alessandro, ricordiamo appunto per chi magari si fosse messo all'ascolto solo in questo momento oppure ci avesse raggiunto attraverso i social nella nostra diretta che stiamo facendo su Facebook, che state vedendo 4 atleti per 4 ore, la staffetta di solidarietà organizzata da Scuola di Maratona di Vittorio Veneto, che appunto quest'anno ha tante novità al suo interno. Una tra tutte è la nuova location che quest'oggi va a ospitare la staffetta di solidarietà. Lo state vedendo appunto, se ci state seguendo in TV, i palazzi storici di Serravalle ci stanno facendo compagnia e quindi il percorso che poi cercheremo anche di mostrarvi, se Otello ce lo consente, ovviamente cercheremo anche di andare un po' a
spulciare lungo il percorso. Però ricordiamo, l'abbiamo detto più volte, staffetta di solidarietà, 3 sono le realtà del territorio vittoriese che andranno a beneficiare del ricavato della 4x4. La prima è l'associazione La Porta Onlus, l'altra è Casa Mater Dei e poi da quest'anno si è aggiunto, sempre nell'ambito comunque di donne, minori eccetera, il centro antiviolenza di Vittorio Veneto. Lo ricordiamo in occasione della Maratonina della Vittoria qualche mese fa, c'è stata un'importante sinergia con appunto il centro antiviolenza di Vittorio Veneto. Bene, questa sinergia si estende quest'oggi anche alla 4x4, la staffetta appunto di solidarietà. Abbiamo sentito alcune voci, altre le sentiremo anche nei prossimi minuti. Per esempio, Alessandro? Per esempio, chiedo di nuovo a Ivan Cao, anche se va in sovraesposizione, però vorrei cambiare ragionamento. Vorrei qua parlare, davanti. mettiti qua, se no non ci inquadrano. Volevo parlare della Maratonina. Mi hanno detto di dire, anzi di dire o di non dire che domani scade il nuovo termine per l'iscrizione agevolata. Esatto, diciamo, Allora, possiamo dirlo o non possiamo dirlo? diciamolo dai, così diamo la possibilità a tutti di iscriversi ancora a una cifra veramente abbordabile. Quindi entro domani sera sul portale potete approfittare di iscriversi alla 7ª edizione. Qua Che si svolgerà a data? il 15 marzo 2020. Anzi, se volete oggi al banchetto potete anche oggi iscriversi, quindi approfittate. L'edizione e il percorso è confermato quello splendido dell'anno scorso, quindi vi aspettiamo numerosi. Qua noi come organizzazione ci stiamo scaldando organizzando questi eventi, quindi più di così non sappiamo cosa offrirvi. Più di così potresti andare a correre, perché è la terza volta che parli e devi ancora partire. Ho già il fiatone a parlare senza correre. Grazie Ivan. Allora l'appuntamento è al... Che giorno di marzo? 15 marzo. Al 15 marzo del 2020 per la ennesima edizione della Maratonina della Vittoria. Federico, tu ti distrai con Otello perché vuoi fare vedere le immagini. Perché vogliamo alla corsa. portare i nostri telespettatori, se ci riusciamo, non è detto, però vorremmo portarli a spasso nel percorso. Ma allora appunto, prima io mi sono assentato, come hai visto, stai facendo... No, sei assentato da quando sei arrivato qua. Lasciamo stare. Lasciamo stare. Ok, adesso ci arriviamo, perché stiamo cercando di creare una camera mobile che ci consenta di portare i nostri telespettatori lungo il percorso. Ok, adesso ci siamo quasi. Intanto Otello vai lì in mezzo. Vediamo. Chissà, ce la Se ti faranno. perdi, Otello, se ti perdi telefono. Perché tra l'altro, caro Alessandro, adesso sei tu che non mi ascolti, caro Alessandro. Scusa. Ecco, stavo dicendo che per noi della Tenda TV, che siamo più sulla zona sud di Vittorio Veneto, non è facilissimo fare le dirette dalla zona nord. Però, insomma, parlando sottovoce... Ma guarda che in un mondo globale non puoi fare difficoltà da siamo, a Serravalle. Ce la stiamo facendo, ecco. Allora, noi adesso... Ecco qua, Otello, attenzione a cosa inquadri perché siamo già in onda. Abbiamo nella parte sinistra del vostro teleschermo, vedete il buon... la camera mobile. Adesso la nostra telecamera mobile farà tutto il giro, ok? Ci rivediamo tra un po'. Okay. Il prossimo step potrebbe essere quello di darlo a qualcuno che corre. Esatto. Tanto non è competitiva, quindi ecco, questa appunto lo vedete è Via Martiri. E adesso cercheremo, mentre nella parte destra del teleschermo continuiamo a vedere Piazza Flaminio, perché insomma a noi piace lasciare aperto questo scorcio, diciamo, su Piazza Flaminio. Ecco, vediamo Otello dove ci porterà e soprattutto se farà delle inquadrature fatte bene. Sì, volendo, se ancora ci sente, magari anche qualche passetto di corsa, se no ci vuole 4 ore. Non rischiamo, anche perché qui in quel di Serravalle
i cellulari non prendono proprio. Mi pare che pendi un po' per Ceneda, però. No, Perché già la seconda è solo perché battuta acida non si è serva. facilissimo realizzare quello che stiamo vabbè. facendo in questo momento. Ecco. Vabbè. Noi intanto ci stiamo amabilmente intrattenendo, ma tra 10 minuti sarà scaduta la prima ora di corsa e quindi tra un po' magari vedremo anche, ce ne sono già stati di cambi ovviamente, però vedremo chi rispetta le regole ferree e quindi farà il cambio allo scoccare della prima ora, cercheremo anche di intervistarlo. Intanto con Otello Salvador la nostra camera mobile sta per fare il suo ingresso in Piazza Flaminio. Questo è proprio il percorso che fanno gli atleti, ecco l'immagine come l'avevo chiamata prima, ho detto sfocata. Ho detto che avrebbe peggiorato la situazione. Vediamo anche degli atleti appunto che stanno vedi che sono furbi, dietro l'angolo rallentano. Perché non sa che è inquadrato. E non sanno, esatto, vedono uno con un telefonino e dicono Esatto. ma chissà. E invece lo sta mandando a tutto il mondo. Quindi stiamo in virtualmente streaming. attraversando Piazza Flaminio, proprio nel centro di Piazza Flaminio, ed ora appunto Otello si dirigerà lungo i Meschietti, via dei Battuti per la precisione. Ecco, passerà sotto, vedremo quando passerà sotto l'arco. Qui abbiamo un'altra panoramica. Chissà che guardi l'arco e non il cellulare, se no si Se stampa. no, altrimenti, con la fronte. esattamente. Adesso, cercheremo un attimo solo. Ecco qui. Intanto continuano i cambi. Adesso le squadre, come vedete, si sono molto allungate, ovviamente i ritmi sono completamente diversi. Dai sorrisi iniziali si comincia a vedere qualche riga di sudore, ma è assolutamente legittima e ancora più meritevole. Ecco, intanto ci scusiamo se ogni tanto in TV ci sono dei problemi tecnici, ma ovviamente abbiamo avuto qualche problema qualche istante fa che abbiamo cercato di risolvere e non sempre... Non sempre si risolve. Non sempre si risolve. Comunque Otello continua nel suo giro. A passo d'uomo, letteralmente. Poi nella replica diventerà tutto perfetto. Certo. Ecco, siamo proprio lungo i Meschietti in questo momento con le immagini che ci arrivano dalla postazione mobile. E quindi si continua a vedere il percorso che stanno compiendo gli atleti. Il percorso costeggerà l'ex ospedale di Serravalle, poi arriverà in zona Piazza Foro Boario per poi tornare verso la Torre dell'Orologio. Ma non anticipiamo, vediamo intanto diversi atleti che stanno correndo. L'immagine. Ecco, riparte. Addirittura all'indietro sta andando il nostro cameraman per farci vedere da una parte appunto il lungo meschio. Ricordiamo che sono 106 le squadre che oggi si cimentano in questa grande manifestazione di solidarietà, anzi superati i 500 iscritti, quindi un grande successo per il quale tutti quanti voi meritate un grande applauso.
Scusa disturbo. Vai, una cortesia, puoi dire che quelli che sono dentro le transenne lì, li abbiamo tolti apposta. Li ho portati di nuovo dentro, se non fanno il cambio. Allora, chi è dentro le transenne non può sostare in quella zona lì, dovete arretrare tutti quanti. Questa è una comunicazione di servizio per chi è proprio qui in piazza Minucci, dovete arretrare tutti. Chissà che nessuno a casa abbia una transenna, se no non sa dove Altrimenti andare. stanno saltando la transenna, ecco. Ecco, in questo momento siamo sulla passerella lungo il Meschio. Comunque posso dirti che non hai nessuna autorità, perché nessuno si è No, spostato. nessuno si è spostato di 1 millimetro. Ok. Tanto Allora, 4 minuti allo scadere della prima ora. Allora, il messaggio è che nella chicane a destra della boa bisogna stare solo, devono stare solo le persone che devono fare il cambio. Gli spettatori hanno 100.000 altri posti dove mettersi, altrimenti chi deve fare il cambio non riesce a entrare. Grazie. Intanto la nostra camera mobile si trova esattamente sui Meschietti, vedete il fiume Meschio a destra e la passerella in cui stanno correndo gli atleti a sinistra. Tra poco, comunicazione di servizio per chi è sul Trespolo qui davanti, bisognerà fare un giro in piazza Flaminio. Anzi, Ma se io telefono a Otello, no, cos'è che succede? Muore tutto, quindi. No? Vabbè. Otello continua a stare, è un posto che evidentemente gli piace particolarmente perché sta lì fermo, adesso si sta muovendo, probabilmente dubito che le nostre onde arrivino fin laggiù, però insomma si sta muovendo, vediamo la chiesetta sulla destra. San Giuseppe si chiama. Esatto. Esatto, Bravo. non lo sapevi se non l'avresti detto. No, ma sto controllando un po' troppe cose in questo frangente. Intanto mentre lui vediamo che continuano i passaggi qui nella zona del cambio, cerchiamo anche di vederli esatto con la doppia immagine. E intanto sulla sinistra del vostro teleschermo vedete appunto la zona di piazza Foro Boario. Anche qui ovviamente c'è da dire che l'organizzazione ha pensato un po' a tutto, quindi tutto il percorso comunque è ben segnato, ci sono i volontari di scuola di maratona. Qui siamo proprio in piazza Foro Boario, nella parte sempre sinistra del teleschermo, mentre a destra siamo sempre qui nel nostro quartier generale di piazza Minucci. Allora, nel frattempo stiamo per arrivare alla prima ora. Ricordo che l'unica classifica di cui siamo in possesso è quella dopo circa mezz'ora, che vedeva in testa una delle formazioni della Vittoria Atletica, quella col pettorale 84, davanti alla Cimavilla Running Team, la prima squadra, pettorale 52, e alla Porta Onlus di Sarmede, squadra numero 2, col pettorale 61. Solo queste tre formazioni avevano percorso 7 giri, tutti gli altri da 6 a meno. Tra pochi istanti, quando mancano 20 secondi allo scoccare della prima ora di gara, quindi Federico, comunicazione e servizi ne abbiamo ancora 3. Ne abbiamo ancora 3, esattamente. Allora sapremo una nuova classifica aggiornata. Esattamente. Allora tra 7 secondi più o meno abbiamo anche nella parte destra del teleschermo, ecco qui, sono le 17 in questo istante, quindi abbiamo oltrepassato la prima ora di questa 4x4. 4 atleti per 4 ore. Intanto il nostro inviato speciale sul campo ci sta continuando a far vedere piazza Foro Boario sulla sinistra del... Chissà che non si fermi a comprare il giornale. A comprare il giornale è molto facile. Adesso vedremo. Ovviamente
passerà sotto la torre dell'orologio, quindi a pochi metri qui dalla nostra postazione, ma sarebbe stato troppo facile tornare qui direttamente, ma il percorso si snoda lungo via Piai, quindi le antiche prigioni. Esatto, bravo. Ecco, che poi tu non dica che Dove io lo hai letto? non me ne intendo di Serravalle. Ecco. Dove lo hai letto? L'ho letto da qualche parte prima. E intanto appunto continua, quando è passata, siamo a un quarto della nostra diretta. Forse non so se li hai citati tu, ci sono anche gli amici di Diego. Sì, non che li ho citati, li abbiamo visti, li abbiamo sentiti applaudire. Applaudire, esattamente. Ecco, come si dice, in presa diretta è arrivata la seconda classifica. Ringraziamo anche TDS per il servizio di cronometraggio particolare che è chiamato a fare oggi. E dopo la prima ora di gara, la squadra della Vittoria Atletica si conferma in testa alla classifica provvisoria ed è l'unica squadra che ha percorso 14 giri. Mi viene da dire che va a un ritmo perfetto, perché dopo mezz'ora ne aveva percorsi 7 e dopo un'ora ne ha percorsi 14. Al secondo posto è stata avvicinata da una seconda squadra sempre di Vittoria Atletica. Questi ragazzi, ricordiamo che sono squadre di atletica che fanno il settore giovanile, sono al secondo posto e hanno percorso 13 giri. Al terzo posto Cimavilla Running Team, la squadra numero 1 che era prima sul podio. Al quarto posto 6 come noi, quinto posto il CRA della Banca Prealpi San Biagio e sesto posto la Porta Onlus Armede che prima era sul podio. Queste squadre dalla seconda alla sesta hanno percorso 13 giri, a seguire tutte le altre, quindi una sola squadra ha percorso 14 giri e 5 squadre hanno percorso 13 giri, a seguire ovviamente tutte le altre. Ecco, intanto un po' sgranate, ma continuano le nostre immagini del Prode Hotel Salvador, che munito di questa telecamera mobile ci sta facendo scoprire il percorso. È qui dietro, a pochi metri da noi, in linea d'aria, nella zona in cui c'è anche una salitina, possiamo dire, perché mentre si può dire, tutta la prima parte del circuito, del tracciato è in piano, poi subito dopo la torre dell'orologio nella curva a sinistra c'è un po' di salita. Ecco, come dicevo, le reti telefoniche qui non sono fantastiche, quindi in questo brulichio di puntini vedete che comunque ci sono degli atleti che stanno salendo. Alcuni arrancano, altri invece hanno un fare un po' più sprint. E il nostro arranca. Il nostro arranca, ovviamente, anzi si sta appoggiando al muro, secondo me, non so se chissà. Se barcolla andiamo a recuperare. Sì, certamente. Si sta catapultando all'indietro. Intanto noi continuiamo a mantenere la doppia immagine nel quadratino più piccolo a destra dell'inquadratura. Vedete gli atleti che stanno correndo qui davanti e stanno raggiungendo la boa qui in piazza Minucci, davanti a Palazzo Minucci De Carlo, mentre nella parte sinistra del teleschermo vi stiamo virtualmente portando a spasso lungo il percorso, lungo il tracciato. Allora mi dicono che il pettorale 44, c'è un pettorale 44 in piazza Flaminio che è stato perso, quindi sulla curva per i Meschietti in piazza Flaminio c'è il pettorale 44, chi l'avesse smarrito è lì. Adesso vedremo se... Federico, in presa diretta ho qui un componente, Leonardo Ogliana, della squadra della Vittoria Atletica. Siete in testa, avete percorso, vedilo anche tu, siete l'unica squadra che ha percorso 14 giri, invece voi della seconda squadra, Massimiliano, ecco, e voi siete al secondo posto con 13 giri. Allora Leonardo, intanto tu quanti giri hai percorso?
Io per ora 6 giri. 6 giri e sei partito per primo o sei uno staffettista? No, sono uno staffettista, sono partito per secondo. Ok, e com'è il percorso? Il percorso è impegnativo, la salita è abbastanza impegnativa. Ascolta, tu che disciplina fai normalmente con la vittoria atletica? Mezzo fondo, per cui 1500 e 3000 metri. Qualche cross? Sì, anche d'inverno, sì. Corsa in salita, in montagna invece no? No, io no, Massimiliano invece sì. Ma ascolta, ma spiegamelo allora sta cosa Massimiliano, lui fa il mezzo fondo, tu fai la corsa in montagna, però in vantaggio lui. Però dipende dalla squadra. Diciamo che io sto facendo più giri, facciamo più giri e invece loro ne fanno un po' meno, nel senso si alternano prima. Ho capito. Allora dici Leonardo gli altri componenti della tua squadra se te li ricordi. Allora, Samuele Mognol e Marco Uliana. Solo 3? Gli altri 2 non ci sono. Ah, quindi siete solo in 3. Beh, complimenti ancora di più, quindi tien duro perché dovrai correre del sicuro. E i vostri te li ricordi? Sì, anche noi siamo in 3 e siamo io, Marco Meneghel e Cao Francesco. Bene, allora ragazzi, andate a riposarvi perché dopo ce ne sarà ancora per voi e vi aspetto al traguardo. Grazie ragazzi, la vittoria atletica sugli scudi ha messo squadre da 3 atleti da soli, figuriamoci quanto bravi sono. Ecco, e mentre tu ti intrattenevi con i tuoi ospiti, tu ti distraevi. No, non mi distraevo. Intanto, secondo me, il regista stava facendo baruffa con qualcuno. Ma intanto il nostro Otello è passato dietro il teatro Lorenzo da Ponte, sempre e si è in fermato via al bar. Piai, e adesso ha scavallato, diciamo, e adesso sta scendendo. Quindi nella parte sempre sinistra del vostro teleschermo potete apprezzare le immagini che ci stanno arrivando. Cioè neanche in discesa non corre. Neanche Questo in è il discesa, dato. sì, no, è proprio così. Comunque dai, ci sta, sta rotolando. facendo apprezzare queste immagini che possono vedere i nostri telespettatori, mentre tra un po' io direi che i nostri amici che sono qui nella zona cambio faremo tra un po', perché non abbiamo la camera, ma farei una ola, tipo una cosa in modo che anche i nostri telespettatori a casa possano essere partecipi. Adesso sai che è pericolosa questa cosa qua, perché se non succede vuol dire che nessuno ti sta facciamo ascoltando. una figura barbina. Vabbè, non importa. Vabbè, allora intanto il segnale un po' ballerino del nostro Otello ci sta portando dietro il museo del Cenedese, quindi ultimi metri del percorso, l'abbiamo ripetuto, un po' di discesa da via Piai per poi sbucare in via Roma, fare pochi metri di via Roma, arrivare davanti al museo del Cenedese e poi tornando in via Martiri, lo vedete anche, ecco qui vedete sempre nella parte sinistra qualcuno che sta anche camminando. Aspetta Federico, io Sì? volevo approfittare per chiamare Ivan Cao se non è già partito, volevo proporgli una cosa, se non è già partito. Vediamo. Intanto volete dargli il ok, vabbè, intanto stiamo Forse è già partito però. Stiamo facendo il ritorno sempre con un po' di immagini squadrettanti, traballanti, ma insomma si capisce. In questo ultimo tratto, che è il tratto di via Martiri, la strada è divisa in due, quindi in una corsia si scende per raggiungere piazza Minucci, mentre dall'altra parte si sale e si continua così il giro. Ecco, in questo momento vedete in entrambe le porzioni del teleschermo le due zone di di via Martiri, e vedete in questo momento, anzi gli regaliamo anche proprio gli onori della, ecco, lo vedete in mezzo alla nostra inquadratura. Questo qui con questo affare in mano era il buon Otello che ci ha consentito Aspetta. di Otello, vedere queste daglielo a Ivan. belle immagini. Adesso arriva. Ivan, prendilo su. Adesso proveremo a fare una cosa Cambia che il secondo volo. me non funzionerà, ma Se cade il telefono non è colpa non mia. importa, esatto. Ivan, prendilo e tiralo dritto. Si gira da solo, tu segui la strada. Ecco, ovviamente adesso abbiamo un po' di ritardo e tra un po' andremo a vedere le immagini che ci arriveranno dal nostro dispositivo mobile.
Se arriveranno. Se mai arriveranno, perché abbiamo un ritardo degno di un collegamento con la Luna, credo. Però insomma, dai. ci proviamo, tra un po' ci proviamo. Ecco qui, ecco, questo è il momento, abbiamo un po' di differita, dai, chiamiamola così. Questo è il momento in cui in teoria c'è stato il cambio e adesso parte. esatto, e adesso Si parte. noterà un ritmo diverso rispetto al giro precedente. Esattamente, tutta un'altra cosa, ovviamente. Speriamo che inquadri oltre che, esatto, ecco, bravo. Speriamo che inquadri oltre che il pavimento anche qualcosa di Speriamo attorno. più che altro che guardi ogni tanto anche la strada, perché non vorrei fare un incidente. No, speriamo di no. Ecco, perdonate se l'immagine non è chiarissima, però vedete che il ritmo è decisamente più elevato rispetto a prima. Però prima abbiamo potuto apprezzare delle belle inquadrature, insomma, dai, non lamentiamoci. Ecco, qui si passa sotto l'arco. Se a un certo punto vedremo cadere rovinosamente l'inquadratura, sappiamo che dobbiamo comprare un telefono nuovo a Otello. Intanto vi ricordo che state seguendo 4x4, 4 atleti per 4 ore, la staffetta di solidarietà organizzata da Scuola di Maratona di Vittorio Veneto, e adesso abbiamo dato proprio questo testimone digitale che state vedendo nella parte sinistra del vostro teleschermo, proprio al presidente della Scuola di Maratona di Vittorio Veneto. Ecco qua, quindi sta entrando lungo i meschietti, sperando di non vedere anche un'inquadratura subacquea. Il prossimo giro gli prendo il tempo. Ok. Ecco, continua qui lungo i meschietti. Averlo saputo facevamo subito subito con lui, perché è più adrenalinica, vedi che è più adrenalinica questa Adesso cade, no, non è caduto. No, noi stiamo sempre scherzando, questo è ancora una volta il percorso, qui è Piazza Foro Boario a sinistra, mentre a destra continuano ad alternarsi le immagini sia di Piazza Flaminio sia di Piazza Minucci e Via Martiri, dove c'è la zona cambio. Colgo l'occasione ovviamente per ringraziare sia gli organizzatori della Scuola di Maratona, che hanno voluto quest'anno avere la nostra presenza, la presenza anche della tenda TV qui sul tracciato, per questa che è una diretta senza dubbio inedita, che va un po' anche ad aprire, se vogliamo, il palinsesto autunnale dopo la pausa estiva, che poi non c'è stata una vera e propria pausa, ma non importa. Anche qui vediamo un ritmo molto più sostenuto lungo la salita di Via Piai. Qui era la zona critica in cui prima il segnale era un po' ballerino, perché Adesso si è stabilizzato e sì che corre. Adesso corre, quindi forse prima andava troppo piano. Presa una volta, l'ha tenuta per sempre. Ecco, un po' di quadretti sempre lungo Via Piai. Ecco gli amici di Diego che ripassano. Ecco qui. Complimenti, bravi ragazzi. Continuano, bravi poi a tutti. andremo... E vanno sostenuti sicuramente. Innanzitutto anche sostenuti con l'applauso, poi andremo anche ad intervistarli. Intanto il nostro sta scendendo, il segnale che ci sta arrivando è nella parte in discesa di Via Piai, ha fatto proprio terra bruciata, non c'è più nessuno qua. Non c'è più nessuno, sempre... Eccolo qua, sta già arrivando, ma noi continuiamo a vedere le sue immagini che ci arrivano appunto in differita. E per evitare poi di rovinargli i tempi, perché deve concentrarsi sulle inquadrature, prendiamo al volo Ivan. Ecco qua, grazie Ivan, grazie. Ivan, adesso ti sto prendendo il tempo, quindi tira un po'. Ecco, mentre le immagini appunto che come vi dicevo ci arrivano un po' in differita, stanno in questo momento vedendo il momento dell'arrivo sotto l'arco qui in Piazza Minucci. Credo che a questo punto dovremo avere le immagini anche del giro. Ecco qua. Bene, direi che possiamo tornare con delle immagini un po' più nitide dal punto di vista della qualità, ma è stato bello vedere, fare questo tour virtuale.
Quindi sono le 17:15 in questo momento, 1:15. Ne abbiamo ancora per un bel po' in compagnia dei partecipanti della 4x4. Otello, ti sei divertito? Un mondo. Ecco, perfetto, perfetto. Adesso si compra l'attrezzo così Si quando vai compra, in macchina. tecnicamente detto Masnin. Stiamo tenendo il tempo del presidente Ivan Cao, dopo averlo tormentato con le nostre domande, adesso lo tormentiamo anche comunicando il suo tempo sul giro. Salutiamo Giuseppe Partata, grande, fa un altro giro, grande Beppi. Ecco, dicevo prima che appunto la scuola di maratona di Vittorio Veneto ha voluto quest'oggi avere questa novità che è la diretta TV. Anche per noi è stato è un esperimento. Veniamo dagli esperimenti che ti vedono protagonista, Alessandro, sia con l'Eroica l'anno scorso, sia qualche mese fa con la Maratonina della Vittoria. È un altro tipo ovviamente di competizione questa, anche perché non è una competizione. E tra poco inizieremo a regalarvi anche qualche primo piano degli atleti che partecipano a questa bella manifestazione. Intanto sono curioso di vedere Ivan quanto ci impiegherà sul giro, siamo a 2 minuti e 40. Mi hanno detto che dovrebbe farlo circa in 4 minuti e qualcosa, vediamo. Chi lo sa? Ricordiamo che dopo la prima ora di gara sono 2 squadre della Vittoria Atletica, composte tra l'altro abbiamo scoperto da 3 soli atleti che quindi dovranno sobbarcarsi più strada degli altri, ma sono ragazzi allenati, abituati a fare mezzo fondo, quindi per loro non sarà un problema, ma è bello questo derby tra amici per arrivare primo in questa che comunque è una grande testimonianza di beneficenza. Passa anche il presidente dello Sci Club o vicepresidente dello Sci Club Vittorio Veneto, Luca Bianca. Starà già pensando alla stagione invernale e questa è la presciistica benefica. Ecco, ora la nostra regia ci sta regalando un po' di primi piani dei partecipanti, come abbiamo detto prima. Siamo a 3 minuti e 52 per il presidente. Presidente. Intanto il vice sindaco l'abbiamo già perso e sta correndo, forse? Non so, non l'ho mai... Dopo volevamo farlo correre visto con la fascia. bandiera e la fascia. Ecco Ivan. Ivan scatta perché ti sto tenendo il tempo. E questo non è l'arrivo, è dopo l'arrivo. 6 a 4 e 31, 32. Vediamo. Dai, l'ultimo scatto, dai, forza. 4 e 41, ti prendo anche questo Ivan, voglio almeno 10 secondi di meno. Abbiamo anche l'ex assessore Denardi, l'abbiamo intravista nelle nostre inquadrature. Allora ricordiamo anche, eccoci qua, aspetta che tengo il tempo, intanto ci ha raggiunti una vecchia conoscenza dell'atletica leggera, vecchia, vieni, non era una cosa sgarbata. Hai fatto dall'ultima volta, sei diventata mamma di nuovo dall'ultima volta che ci siamo visti.
Adesso vediamo se la regia ci manda in onda. Eccoci qua, Valentina Bernasconi. Hai già corso? No, devo correre tra poco. Ascolta, da quanto è nato il tuo bambino o bambina? 4 mesi e mezzo, un bambino. Ok, ti stai già allenando? Sì, sto correndo per ora perché ho ancora un po' qualche acciacco, però dai, ci rimettiamo in carreggiata. Ma l'obiettivo è di tornare ai livelli soliti o fai la mamma di più? L'obiettivo sinceramente è tornare a livelli soliti, magari allungando un po' le distanze, però bisogna sempre... Quindi arriviamo a sta maratona. Prima o poi, dai, penso di sì, prima o poi però. Ok, e oggi quanti giri facciamo? Ma penso mezz'oretta, non so quanto, perché devo andare piano un po' per i problemi ai tendini, però dai, vediamo di combinare qualcosa. E il bambino si chiama? Damiano. Damiano, grazie Valentina, in bocca al lupo e bentornata al mondo delle corse. Valentina Bernasconi, atleta azzurra, oltre che vittoriese, sangiacomese di origine. Anche lei è una volto noto dell'atletica leggera, non solo trevigiana. Vediamo qualcuno col fiato un po' più lungo. Non sto parlando della Moira, Non sto parlando. Viene qui e ti ammazza. Che già sono preso male. Sì. Non puoi neanche scappare. Non posso, no. Tra l'altro temperatura ideale quest'oggi perché... Per star seduto lì, sì. No, perché insomma questa mattina il sole picchiava, adesso invece la temperatura è simpatica, potremmo dire così. Vedremo tra 2 ore e mezza come sarà, quando caleranno le tenebre. Le tenebre. Nel frattempo misuriamo il tempo del presidente, siamo ai 3 minuti e 10, ricordiamo che il primo giro l'ha fatto in 4,41 e lo abbiamo sfidato a abbassarlo almeno a 4,30, se ha sentito. Chissà, chissà. Qui le mamme di corsa le vedo girare con vassoi di pastine, quindi ho l'impressione che il tempo... Chissà se arriveranno. No, qui non arriveranno. Chissà se arriveranno anche qui. Arriveranno a lui, perché io sono eternamente indietro. Oh, là. Bene, quindi potremo fare una pausa adesso. No, mangia. Io no, grazie. No, prima stavo dicendo... La domanda è se il tempo cronometrico aumenterà adesso, ma insomma... Ho provato 3 volte a dirlo, ma senza riuscirci particolarmente, che appunto ringraziamo l'organizzazione per aver voluto la tenda TV e nell'occasione ringraziamo sia Francesca Astori che sta facendo le riprese, sia Mirko Andreetta che sta curando la regia, mentre io e te... Sia Deborah Denardi che ti ha portato la pastina. Cioè, ovviamente, ovviamente. Mentre io e te stiamo amabilmente chiacchierando in questo ecco Ivan, sabato 14. Niente da fare Ivan, sei sul tempo di prima, forse limiti 4-5 secondi, vediamo un po'. Allora prima Ivan hai fatto 4,41, adesso fai 4,37, il prossimo 4,30, capito Ivan? Capito? Alessandro, sappi che ti sei perso una torta molto buona. Sì, non dite Ivan che ha anche sbagliato a schiacciare il cronometro, quindi non gli sto prendendo a zero il tempo. praticamente. È fermo, vabbè. Bene, ecco ancora nella parte sinistra. Dura parlare dopo con la pastina in bocca, questo no. Anzi, ti dirò che fuori dalla tenda si sta anche meglio. Sta anche meglio, sì. Bene. Nubi per ma fuori dalla tenda, noi della fuori tenda dalla non tenda possiamo non stare. Sì. Questo era un assist. Tra poco io direi che potremmo anche andare ad elencare, so che è una cosa lunghissima, ma tanto tempo ne abbiamo. Tutti i concorrenti? Tutte le squadre, i nomi di tutte le squadre, perché ad ogni squadra è abbinato anche uno sponsor. Allora intanto che tu recuperi tutte le squadre, soprattutto che finisci quel boccone infinito che ti sei appena infornato, io racconterò la classifica parziale.
Qui ci sarebbe un'inquadratura su chi sta passando, regista? Non ti sei distratto su chi sta passando là? Adesso fa la boa adesso, non sei perso. distratto? Appunto. Messaggi subliminali qua. 70 anni, complimenti. Questa concorrente che sta passando adesso? Pasqualina da Re, come che non lo sapessi. 70 anni suonati, è lì che le dà a tanti. Dopo la inquadriamo bene. Certo. Adesso eravamo presi dalla torta. Vergognoso di un regista. Eravamo presi dalla torta delle mamme di corsa. E lei corre, tu stai seduto e mangi. Vabbè. Allora la classifica parziale dopo la prima ora la ricordiamo. La prima squadra era un terzetto della vittoria atletica col pettorale numero 84, se vi capita di vederli. Invece col pettorale 83 c'è un'altra squadra di vittoria atletica che ha compiuto però un giro in meno nella prima ora. Al terzo posto il Cimavilla Running Team, la prima squadra col pettorale 52. Ricordiamo che la seconda squadra della vittoria atletica era settima dopo la prima mezz'ora, quindi è risalita fino al secondo posto, scalzando il Cimavilla Running Team che era secondo è diventato terzo, e al terzo posto c'era la Porta Onlus Arme della seconda squadra, pettorale 61, che è scivolato al sesto posto, scavalcato anche da 6 come noi e da Kral, Banca Prealpi e San Biagio. Quindi una lotta davvero accesa, e sono queste le 6 squadre, anzi ce n'è cioè 5 squadre a 13 giri e una a 14 giri. Chissà se all'ora e mezza ci arriverà un'altra stampa. Adesso manca ancora qualche minuto, grazie anche a TDS che è costretta a questo straordinario, perché non è prevista la stampa dei risultati parziali. Ringraziamo anche loro, magari al prossimo giro portiamo anche una pastina. Sì, chissà che le mamme di corsa Chissà che le mamme di corsa si ricordino anche dei crono, se no li squalificano. Molto bene, allora dicevo che potremmo andare a fare il lungo elenco delle 106 squadre che stanno prendendo parte alla 4x4, mentre appunto con sempre questo schermo bipartito vi stiamo raccontando. Da una parte nello schermo più piccolo abbiamo visivamente l'impatto con Piazza Flaminio, il Museo del Cenedese, Palazzo Todesco, l'Arco, e quindi vedete anche sotto poi gli atleti che stanno sfilando sulla parte bassa dell'inquadratura, mentre vi stiamo regalando in alternanza alcuni primi piani invece degli atleti che stanno transitando qui davanti alla nostra postazione. Lo ricordiamo, siamo davanti a Piazza Minucci, Teatro da Ponte, via Martiri. Numero? Martiri, numero? Via non so che numero sia. Dai l'indirizzo, ci faremo assegnare un numero civico. Dai l'indirizzo, dallo preciso. Qua davanti c'è il 29, quindi noi dall'altra parte saremo 30 forse. Vabbè, allora andiamo con i vari pettorali, magari li leggiamo un po' a testa, Ale, se sei d'accordo, che così ci alterniamo. Anche perché queste cose tecniche dovrebbero appartenere alla tua sfera, tu te ne intendi queste cose. Allora, sponsor la roba tua. Con il pettorale numero 1 abbiamo la squadra i Frecciarossa e lo sponsor è Tecnosistemi. Col pettorale 2 Gold One, sempre sponsor Tecnosistemi. Pettorale 3 Donne in Gamba, Tecnosistemi. Pettorale 4 Proloco Revinelago. E lo sponsor è la Proloco stessa. Pettorale 5 i Madurin GS Mercurius. Sempre del Mercurius col pettorale 6 Le Fede. 7 Le Volp. Sempre Mercurius con l'8 ancora Mercurius i Mus. 9 i Cavai, sempre Mercurius. 10 sempre Mercurius Le Zivite. E i 11 i Dindiot GS Mercurius. Col pettorale 12 destra, sinistra Piava e Scuola di Maratona. Così come sempre di Scuola di Maratona il pettorale 13 Velenosi. Sempre Scuola di Maratona, pettorale 14 4+1. Sempre Scuola di Maratona, pettorale 15 quelli che sognano le Maldive, anche noi le sogniamo le Maldive. Tutti sogniamo invece le siamo Maldive. qua in Piazza Okay. Minucci. Ecco, adesso cominciano col pettorale 16, 17, 18, 19, 20 e 21 le mamme di corsa. Ecco qui. Mentre
mentre sempre come sponsor le mamme di corsa, però abbiamo al 22, 23 e 24 i bodyguard delle mamme, rispettivamente bodyguard delle mamme 1 col pettorale 22, bodyguard delle mamme 2 con il pettorale 23 e bodyguard delle mamme 3 con il pettorale 24. Col pettorale 25 i Fab Cube, sponsor Fab Cube SRL. Con il pettorale 26 abbiamo gli amici di Diego 1. 27 amici di Diego 2. 28 amici di Diego 3. Al pettorale 29 i Forti del giovedì, sponsor Bruschetteria da Giampi. Così come sempre con lo sponsor Bruschetteria da Giampi, anche col pettorale numero 30 Emma e i 3-3. E qui sono tutti scioglilingua, Federico. Sì, è fatto apposta per noi. Allora, al pettorale 31 i senatori 1 della scuola di Maratona. Che siano i senatori quelli di Roma oppure... non credo che E corra. col 32 i senatori 2 sempre con la scuola di maratona Vittorio Veneto. Al pettorale 33 Autofficina Ghirardo 1, ovviamente sponsorizzato da se stesso. E con il pettorale 34 Autofficina Ghirardo 2 sempre sponsorizzato da se stessa. Senza sponsor il pettorale 35 Papa Atleti. 36 i nemici di Beppe A. Pettorale 37 Run and Smile, corri e sorridi. E con il pettorale 38 Posocon for Run Tariq Rui, lo sponsor. Pettorale 39 Kral Banca Prealpi San Biagio, ovviamente sponsorizzata dalla banca. Pettorale 40 Multinational Chimic Group, sponsorizzato da se stesso. Pettorale 41 Sei come noi, senza sponsor. Pettorale 42 Peruc SRL, sponsorizzato dalla ditta Peruc SRL. Sponsorizzata da se stessa la termoidraulica di Cattelan al pettorale 43. 44 Enopiave SRL, sponsorizzata da Enopiave SRL. Pettorale 45 i ragazzi del Muretto, sponsorizzati dal gruppo podistico Livenza. E con il pettorale 46 Corsa più Cena, sono sponsorizzati dal consorzio delle Proloco. Facciamo una pausa su questo elenco perché è arrivata... Aspetta, arriviamo a 50. Arriviamo a 50. 47 Le Moschettiere senza sponsor. 48 il pettorale Run and Fun RTSF, chissà cosa vuol dire. Ah, forse vuol dire Running San Fiore. Niente di più facile. 49 i Corrimano. E 50 i Turbolenti, sponsorizzati da Tecnosistemi. Perfetto, pausa. Pausa per aggiornare la classifica provvisoria, che in realtà nella prima parte almeno non è aggiornata, in quanto continua a essere in testa la formazione della Vittoria Atletica. Non è che non sia aggiornata, non cambia. Non cambia, sì, vabbè. No, insomma. per poveri, ci hanno appena Non sta a stampato un pesarmi secondo fa. Non sta a pesarmi le parole, dai. Allora, Vittoria Atletica 2, pettorale 84 si conferma in testa alla classifica, anche se a onor del vero la Vittoria Atletica 1, che era seconda, è sempre seconda, ma ha compiuto lo stesso numero di giri. Siamo a 21 giri, quindi alla perfetta media di 7 giri alla mezz'ora. Terzo posto confermato per il Cimavilla Running Team 1, quarto posto confermato per il 6 come noi, e sono le due sole squadre, Cimavilla Running Team e 6 come noi, a 20 giri. Quindi ci sono 5 squadre a 19 giri e sono Kral Banca Prealpi San Biagio, la Porta Onlus Armed 2, Mediterranea, che si inserisce appunto nelle prime 10 per la prima volta, e Proloco Revine Lago, anche questa nelle prime 10, con 19 giri anche i ragazzi del Muretto. Diciamo, giusto perché è la decima e così completiamo le prime 10 e anche perché il nome ci piace, quelli che sognano le Maldive sono al 10° posto. Bravi, beati loro. Beati loro. Beh no, per sognare siamo beati anche noi, Certo. Ma sei lì alla tua età ancora che giochi col cellulare? No, sto controllando. Perché siccome qui, vabbè, cose nostre. Andiamo avanti con la lista della spesa. Avanti. Allora, intanto vedo ogni tanto si affaccia uno con la camicia bianca, che non so mai. Non si sa mai se cosa deve dire. sbacchettarci o cosa. Sì. Vabbè. Diteci se ci sono comunicazioni di servizio. Continuiamo con l'elenco dei pettorali, così citiamo almeno per una volta tutti quanti. Che succede? Volevano portarci una torta. Ti ha portato le pastine, il regista, non la fai passare. Sì, voi che ci avete portato le pastine potevate passare. Sì. No.
Noi facciamo favoritismi, non siamo mica. Allora andiamo avanti con il pettorale 51 CRT Berto Runner con lo sponsor Cimavilla Running Team. Cimavilla Running Team poi sponsorizza anche il pettorale 52 CRT1, il pettorale 53 CRT2, pettorale 54 CRT3. Fatto apposta, scalato per certo. vedere se sbagliavi qualcosa. Esatto. Con il pettorale 55 quelli del mattino, sempre Cimavilla Running Team. Pettorale 56 rianimiamo noi, Cimavilla Running Team. 57 quelli del trail, Cimavilla Running Team. 58 Blue Form Runners della Blue Form. Senti che squillante che sei. Bassa. Adesso ti tolgo. 59 pettorale 59 Sci Club Vittorio Veneto. Pettorale numero 60, adesso non mi si sente, la Porta Onlus Armede 1, sponsor Telios Spa. 61 la Porta Onlus Armede 2, sponsorizzata da Studio di Fisiokinesiterapia SNC. Bravo. 62 la Porta Vittorio Veneto, sponsor Telios Spa. Pettorale 63 DBA Progetti Impianti. Pettorale 64 DBA Run. 65 Badass Girl più 1. Pettorale 66 i cevapcici. E ti viene appetito, eh? Qua passiamo dalla torta ai cevapcici. Pettorale 67 Naonistri 1. E sponsor ASD Naonistri. Stesso sponsor ASD Naonistri per il pettorale 68 Naonistri 2. E qui abbiamo una sfilza di Mater Dei. 69 Mater Dei 1 sponsorizzato da Gioielleria Speranza. 70 Mater Dei 2 tutto per l'ufficio di Zilio Marco. 71 Mater Dei 3 Studio Zanetti SRL. 72 Mater Dei 2 edicola all'angolo Vittorio Veneto. Era Mater Dei 4 edicola, Bravo, ok. bravo. 73 Mater Dei 5 edicola all'angolo Vittorio Veneto. 74 Mater Dei 6 fa anche rima motori di Vittorio Veneto. 75 Mater Dei 7 Gioielleria Speranza. 76 Mater Dei 8 Studio Zanetti SRL. 77 Ariete e non solo. 78 staffettiste per caso. 79 da Vittorio a Sanfior, sponsor Scuola di Maratona Vittorio Veneto. 80 Maistrack ASD Scuola di Maratona Vittorio Veneto. 81 Primi dal fondo ASD Scuola di Maratona Vittorio Veneto. 82 Confcommercio Ascom di Vittorio Veneto. 83 Vittorio Atletica sponsorizzati da Vivi Sport. 84 Vittorio Atletica sempre Vivi Sport. 85 Spritz Time, qui variazione qui, sul tema. qui dovremo fermarci. Spritz Time più tardi. È sempre Spritz Time. Sono le 17:38. È presto. È presto per lo Spritz Time. 86 insieme per Mater Dei, sponsor Ali Estese. 87 insieme per Mater Dei 2, sempre Ali Estese. 88 insieme per Mater Dei 3, Ali Estese. 89 insieme per Mater Dei 4, Ali Estese. 90 Meneghel Team. 91 la squadra del vice. 92 Tirincalzo lo Aspetta, scalzo. scusa, la squadra del vice è il vice sindaco. Vice sindaco, sì, chi lo penso sa, di sì. dopo vedremo. Vediamo. 92 Tirincalzo lo scalzo, ASD Scuola di Maratona Vittorio Veneto. Ultima pagina. E al 93 Fab 4. Al 94 Crazy Runner Running Team Sanfior. Al 95 50 Special. 96 Mediterranea. 97 Trevisando. 98 Acido Galattico Mio Mio Run. Eccoli qua, ce ne abbiamo. Eccoli qua, bravi. Una rappresentanza qui davanti. 99 i runner della domenica, sempre Mio Mio Run. Ma siete sempre voi. Anche loro qua davanti, pronti. Okay. Bravi. 100 Confartigianato Vittorio Veneto, sponsorizzato ovviamente da Confartigianato. Stesso sponsor, stesso nome, cambia il numero. Pettorale 101, Confartigianato Vittorio Veneto 2. Sempre Confartigianato e quindi 102 CRT4, sponsorizzato da Cimavilla Running Team. 103. Come hai detto? 102? 102 CRT4. CRT4, va bene. 103 Panama. 103 Panama. 104, l'avevo letto io, 104 Campeggio Papà.
105 Camel o Camel. O Camel. Camel. A Vittorio potrebbe essere Camel. Camel. E 107. 106, vabbè, no, Non scusa, c'è. 107 perché il 106 si era perso per strada. Il 107, che sarebbe il 106esimo, è Genitori in festa. Questa è la lunga lista dei pettorali. Allora, intanto che Federico prende fiato perché è seduto, inquadrate quella signora che sta passando. Sì, c'era, l'abbiamo vista poco fa. Ecco, allora, intanto che Federico prende fiato, si avvicina alla nostra postazione uno dei protagonisti di questa giornata, gli chiederemo se ha già corso o se deve correre. Ercole Lamanna è un maratoneta scalzo. Sapete che l'ultima edizione della maratonina è stata caratterizzata anche dalla prima Barefoot Half Marathon Vittorio Veneto, e c'è stato un gruppo di atleti che corrono abitualmente scalzi o con le scarpe minimaliste che appunto hanno percorso la maratonina. Oggi Ercole, non so se hai corso. No, la quarta frazione. Quindi fai la quarta ora. Quarta frazione con il numero 92, rincalzo lo scalzo. Ecco chi era, rincalzo lo scalzo. Avevamo questa impressione perché ti avevo visto in giro. Allora, il percorso c'è anche un po' di pavé o via di lì, come la vedi? Ma intanto corri scalzo? No, oggi ho deciso di correre con i sandali perché è veramente impegnativo su in alto. Quindi. Meno male che non dobbiamo venirti a raccogliere. Sì, no, anche perché su c'è una piccola corsia dove si correrebbe anche bene, ma ci vanno un po' tutti, quindi diventa quasi impossibile. Ascolta, ma siete tutti e quattro scalzi? No, solo io. È obiettivo fare tutto all'ora? Sì, un'ora, sì, la quarta ora assolutamente. E ci rivediamo ovviamente, guardo anche Otello, ci sarà ancora la Half Marathon Barefoot, ok, quindi ci rivediamo in marzo. Ci rivediamo il 15 marzo con la seconda edizione, chiaramente speriamo di avere e siamo sicuri di avere un'affluenza maggiore rispetto ai 17 barefoot runner o corridori minimalisti dell'anno scorso. Stiamo cercando di promuoverla anche a livello internazionale all'interno di alcuni canali che abbiamo, e stiamo anche ragionando su alcune attività di contorno che possono essere sempre relative al barefoot, quindi anche non solo per i corridori ma anche per il pubblico, per tutti. Bene, grazie Ercole, in bocca al lupo e buona corsa per la tua quarta ora. Grazie a te, grazie mille, ciao a tutti, ciao. Grazie Ercole, allora anche lui lo vedrete col pettorale, mi sfugge, ma insomma c'è un signore con una maglietta rossa lungo via Martiri che se facesse un passo a sinistra non sarebbe inquadrato di schiena. Detto Vittorio Buriola. Vittorio Buriola. Vittorio Buriola. Se ti sposti due non passi, impalli la bravissimo, telecamera. Bravissimo bravo. Vittorio. Ecco, io ho visto anche tra i vari, no, adesso non dico VIP, ma insomma tra delle autorità che stanno correndo, ho visto anche il capitano dei carabinieri. Se riuscissimo ad attirarlo qui, beh, se ci sente, magari se ci raggiunge qui vicino all'arco della partenza, noi siamo qui, perché due domandine sarebbe carino fargliele. Adesso sta ancora correndo, forse, mi dicono che, vabbè, vediamo, dopo se riusciamo a catturarlo, che catturare un capitano dei carabinieri è un po' un affar serio. Un po' un affar serio, ma insomma. Intanto le nostre immagini, per chi ci sta seguendo appunto sulle frequenze della Tenda TV e anche su internet, si alternano appunto tra la zona del cambio qui in via Martiri della Libertà, davanti proprio a Piazza Minucci, davanti a Palazzo Minucci. Poi magari vi chiediamo anche ai nostri cameraman di fare qualche inquadratura dedicata, ma per il momento rimaniamo così. Come vedete stiamo alternando gli arrivi appunto verso la zona del cambio e poi vedete quando invece la nostra regia stacca su questa qui, vedete quella folla sulla parte destra di quell'inquadratura, che sono gli altri staffettisti che stanno aspettando insomma di cambiare, di dare il cambio ai rispettivi compagni di squadra, perché insomma magari qualcuno è più allenato e la sta facendo come così
non con la mano, col piede sinistro, diciamo, mentre qualcun altro magari sta facendo un po' più di fatica. Intanto E sono... tu con che piede la stai facendo? Intanto sono le 17:45, quindi tra un quarto d'ora, insomma, scoccherà la seconda ora di corsa e ci sarà il famoso giro di boa. Ah, ma c'è anche la musica. Quando bisogna prendere fiato. Ogni tanto per prendere fiato. Allora ci ha raggiunti in postazione Ivan Kudin, un nome ben noto agli appassionati delle ultramaratone, lui è appunto ultramaratoneta, già campione di molte, già vincitore di molte 100 km, anche campione europeo delle 24 ore se non ricordo male. Sei conosciuto soprattutto per aver vinto 3 volte la Spartathlon, allora per chi non conosce molto bene questa cosa, dici in 2 parole cos'è la Spartathlon. Ma una bella garetta che va da Atene a Sparta, sono 246 km, abbastanza intensi nelle colline del Peloponneso. Quindi l'hai vinta attorno nel 2011 mi pare, poi 10, 11, 14, sì. Ok. E ultimamente avevo letto da qualche parte che avevi rallentato con l'impegno agonistico. Sì, insomma l'età inizia ad andare su, ci sono un po' di impegni di famiglia. Beh, l'età va su, tutto è relativo a sto mondo, eh? Sì, dai, insomma, nelle lunghe in teoria riesci a rendere ancora più avanti, però è stata una scelta mia, tranquilla e serena, di vivere la corsa in modo diverso. E quindi cosa fai adesso? Ah, mi diverto, partecipo a belle Beh, cose. ma magari ti divertivi anche prima. Sì, mi diverto in modo diverso, dai, mettiamola così. Ok, e oggi mi dicevi che non hai ancora corso, quanto correrai? Farò un'ora, semplicemente ci tenevo a esserci, sono stato invitato dagli amici, ho saputo insomma del significato della corsa, per cui sono venuto ben volentieri. Grazie Ivan, complimenti anche per queste tue parole, per questo tuo gesto di fronte alla solidarietà di questa manifestazione. Grazie ancora Ivan Kudin e buona corsa, anche lui farà un'ora, per lui sarà davvero una passeggiata, avete capito, vinceva le corse da oltre 200 km, figuriamoci fare un po' di giretti attorno a Serravalle, cosa sarà? Federico? Certamente. Allora, intanto non mi stancherò mai di ricordare a chi andrà il ricavato di questa manifestazione, perché ovviamente noi siamo qui che stiamo ridendo, scherzando, eccetera, eccetera, ma lo scopo di questa manifestazione è uno scopo benefico e quindi... Aspetta che ti interrompo. Vai. Perché sta arrivando un altro ospite e voglio beccarlo mentre sta ancora mangiando. Allora, un Ecco. attimo solo, perché qui... Mentre sta ancora mangiando. Allora inquadratemi qua. Aspetta un attimo che arriva.
Allora, Non so ce la adesso ha faccio. nascosto... Ecco qua, vai, vai. Non so Bene. cos'era, un biscotto, Là. una birra, cos'è? Ah no, un biscottino. Allora, Michele Paludetti, Pettorale 82, rappresentanza ovviamente della Confcommercio Ascom di Tolevento che presiede. Ti ho visto partire per primo, ti ho visto che chiacchieravi con Enrico Maset, presidente di Confartigianato, che è già venuto qui a raccontarci la sua gara. Il primo giro com'è andata? Primo te o primo lui? Lui dice per cavalleria che sei arrivato più forte te. No, sicuramente quello, non c'è ombra di dubbio. Vabbè, è andato via, non so se ci sente. No, direi che come sempre queste gare nel centro cittadino, specialmente quest'anno che è stata fatta qua nel centro di Serravalle, credo sia una cosa meravigliosa per chi vi partecipa. Creerà qualche scompiglio dal punto di vista del traffico perché abbiamo visto delle code, però è talmente bello che merita di essere fatto e forse anche riprovato. Ricordiamo che ricordiamo per l'ennesima volta, non è soltanto una manifestazione sportiva che già di per sé secondo me varrebbe tutti i possibili disagi che si creano, ma è soprattutto un'occasione di fare beneficenza e solidarietà, quindi non c'è dubbio che vanno fatte. Ma torniamo a voi, avete fatto una squadra, onore al merito, e chi è che la compone? L'abbiamo rattoppata su in ultima, è composta da me, dal mio vicepresidente che è Gianni Resera, dall'altro vicepresidente che è Giuseppe Partata e da Alessio Resera che è figlio di Gianni. Però insomma ce la stiamo cavando bene con questo caldo. In questo momento magari si sta anche meglio, ma è stata veramente dura i primi giri perché era un caldo veramente insopportabile. Scusa, tu quanti giri hai fatto? Io ne ho fatti 7. Ah, però alla prima... Ma in questo momento abbiamo perso probabilmente Partata perché ha preso ha un problema alla caviglia, perciò dovremmo darci ancora più da fare in questo. Beh, in bocca al lupo. Ascolta, parlando di sport, tu fino a qualche anno fa ti vedevo alle maratone, sei tornato a fare lunghi o corri solo per divertirti? Faccio ancora qualche lunghetto, ma pochi. Adesso corro per divertirmi e va bene così. Niente più maratone? No, maratone ancora, ma una all'anno se succede, ecco. E quindi quest'anno, cioè il 2020, non 19, 20 dove? 2020 sarebbe bello riprovare New York, ma vediamo se il tempo ce lo consente. Ascolta, il 19 dove l'hai fatta? No, il 19 ho saltato, ho fatto questa che è già impegnativa. Vabbè. Grazie Michele, riposati. Grazie a voi, ciao. Grazie Michele, riposati perché devi ancora correre, perché appunto avete avuto una defezione. Allora vediamo qui in diretta, ci chiedono le posizioni. Siete settantesimi, avete 12 giri. La posizione? Settantesimi. Tanto ricordiamo per chi si fosse messo in contatto con noi in questo istante che sì, noi stiamo dando i tempi perché ogni ora o anche ogni mezz'ora, insomma, ringraziando chi si sta occupando del cronometro, noi vi stiamo dando i tempi delle varie squadre, ma ovviamente questa staffetta non ha alcun aspetto competitivo, l'importante è partecipare, l'importante è fare della buona e sana beneficenza e solidarietà. Ricordiamo il percorso che vi abbiamo mostrato anche prima grazie alla nostra telecamera mobile che ci ha portato a spasso per il tracciato. Non presenta particolari criticità dal punto di vista dell'impegno fisico e quindi la manifestazione è stata proprio aperta a tutti. Ovvio che poi farla per un'ora, insomma, cosa dici Alessandro? Chiaramente si vede l'abitudine e la propensione degli atleti diversa, c'è chi la prende subito con un passo regolare e più lento, chi invece va all'attacco e poi magari tira fuori la lingua al secondo giro. Chiaramente sono sono tante persone abituate a correre, quindi sanno esattamente misurare le proprie forze, soprattutto col vantaggio di aver fatto o comunque di conoscere il giro, sanno come meglio far rendere i propri muscoli. Comunque ti assicuro che girare per un'ora su quel percorso lì non è banale. Non è banale. E quindi andremo poi nel corso di questa diretta anche ad intervistare chi arriverà, avrà finito la sua frazione, vorrà venire qui nella nostra postazione a condividere con noi le sue impressioni.
perché è vero, abbiamo detto ci sono tanti volti noti, però insomma ci sono anche volti meno noti, noi vogliamo sentire entrambi. Regista, manda un po' di musica. Sì, ma basta chiedere. Quattro atleti per 4 ore. La staffetta di solidarietà organizzata dalla scuola di maratona di Vittorio Veneto in questo sabato di metà settembre. Credo che sia la prima attività di questo anno per quanto riguarda la scuola di maratona, se non sbaglio, dopo l'estate, dopo insomma d'estate un po' di pausa si prende sempre. E possiamo dire che comunque è anche la prima diretta di un certo numero di ore anche per la Tenda TV dopo appunto i mesi estivi. Nei quali ti sei sollazzato. Sì, infatti. Lo sappiamo, Se vuoi anche diciamo dove sei stato, ma forse, no. Forse anche no. Non interessa. Siamo quasi al giro di boa delle 2 ore, quindi sicuramente i cronometristi di TDS ci daranno una stampa allo scoccare delle 2 ore, così vedremo se la squadra della Vittoria Atletica, che è in testa alla classifica provvisoria sin dalla prima mezz'ora, si confermerà con i suoi 3 giovani atleti, che come detto appunto sono solo 3 a comporre la squadra, così come per la verità anche la seconda squadra, che sono loro compagni sempre della Vittoria Atletica. Ecco, in sovraimpressione abbiamo appunto l'orologio che testimonia che tra una trentina di secondi scoccheranno le 18. E che vorrà dire che saremo a metà. Giusto, sì. Alessandro? Sì, mi ero distratto a vedere delle bottiglie di alcolici passare, ma forse non erano alcolici.